La fabbrica della scienza di Jesolo si amplia con una nuova ala Nature Illusion, inaugurata oggi e dedicata a far scoprire in modo giocoso i meccanismi della natura, che a volte sembrano andare contro il reale, ma che nella realtà rispecchiano appieno le leggi fisiche, che definiamo illusioni, e che hanno la capacità di catturare e incantare lo sguardo. Ben 10 anni fa nasce come una mostra molto normale, adesso è un percorso evolutivo molto importante, sempre più permanente assolutamente, ospitiamo infatti anche tanti ragazzi delle scuole, siamo aperti tutto l'anno e abbiamo una concentrazione di pubblico di tutte le età. Soprattutto vogliamo riportare un po' le basi della natura con la logica, ma anche affiancate alla tecnologia. La nuova ala è dedicata alla natura e alle illusioni, proprio per investigare i perché di alcuni fenomeni particolari che il nostro cervello ci dice che devono essere impossibili, ma in realtà la scienza ci spiega che sono totalmente possibili. La filosofia è quella appunto del gioco, perché attraverso il gioco l'uomo apprende molto di più rispetto a semplicemente leggere o osservare. All'interno della sala è possibile così scoprire aspetti strani che mettono alla prova la percezione del visitatore e sembrano sfidare la realtà. Un'esposizione progettata per stupire, ingannare la mente e far riflettere sul modo in cui il cervello immagina e interpreta ciò che ci circonda. Tra le novità tecnologiche, inoltre, farà capolino nella sala anche Pepper, il robot umanoide progettato per vivere e interagire con gli esseri umani. Vogliamo portare insomma un turismo che sia attento anche a questo ambito culturale, in questo caso anche legato all'istruzione, quindi avere scolaresche che arrivano da altre scuole a visitare questa importante realtà, la fabbrica della scienza, ma soprattutto anche un contesto in cui si può vivere un momento di condivisione di famiglia. Un concentrato di tecnologia dove è possibile imparare divertendosi, sia per bambini che per adulti, ma sempre più anche per quei turisti che nelle giornate di pioggia possono trovare un'alternativa alla spiaggia. Le attrazioni sono fondamentali come corollario a una vacanza, perché oramai non si sceglie più soltanto una vacanza per il sole, mare e spiaggia, ma per tutto quello che una città può offrire. Jesolo offre molto, sia dal punto di vista delle attrazioni che delle possibilità insomma, di passare del tempo al di fuori della canonica spiaggia. Sono un complemento, sono qualcosa che si può fare con tutta la famiglia, per cui sono assolutamente un valore aggiunto, qualcosa che ormai è indispensabile per il prodotto turistico iesolano. Oggi il turismo non è fatto solo più di mare e spiaggia, ma deve avere località capaci di integrare questa offerta con momenti di intrattenimento, ma anche di crescita culturale come viviamo all'interno della fabbrica della scienza. E io spero che sia un esempio per tutte le località turistiche del Veneto, perché ci permetterà di far sì che quell'allungamento della stagionalità, che da sempre è un obiettivo di tutte queste località, attraverso progetti come questi inizi concretamente a realizzarsi.